Buonasera, buonasera, c'era il rimbombo, proprio l'arrivo in studio di TV7 Match. Buonasera a tutti, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Questa sera abbiamo temi importanti da parlarvi, da raccontarvi e soprattutto da sentire cosa ne pensate voi da casa. Potete, come di consueto, telefonare, potete mandare messaggi, insomma potete passare una bella serata e mi auguro sia anche una serata importante per tutti per capire qualcosa di quello che sta succedendo, che è successo questa settimana nel Veneto e soprattutto dei giovani che non trovano lavoro. Ne parleremo con Raffaele Zanon che arriverà tra poco, però presento Cesare Busetto di Indipendenza Veneta, buonasera, grazie di essere con noi. L'onorevole Sergio Berlato di Forza Italia, grazie di essere con noi. Saluto l'onorevole Paola Goigis di Prima il Veneto, ero abituato con un altro titolo, adesso l'abbiamo cambiato. Poi abbiamo Paolo Tognon del Partito Democratico, grazie con noi. Professor Mano Case, il nostro editore, grazie professore. Sarà una serata impegnativa, è stata una settimana, abbiamo già il titolo dei Leoni, quello che è successo questa settimana qui vicino a noi, a Padova, a Casale Scodosia, a Brescia hanno fatto 24 arresti era il caso, professore. Adesso fra poco vedremo anche le immagini, è tutto sto cancano, non lo so, magari per una ruspa, uso questo termine improprio che tra poco vedremo, cioè creare 24 arresti e tanti hanno detto ma mi sembra un po' che siano esagerati e tanti hanno detto era giusto così, ecco il suo pensiero, professore. Ma è un po' anticipato questo pensiero che io do, perché non abbiamo i termini per cui è scoppiato questo insieme di arresti, non sappiamo esattamente, se non voci dalla stampa, e quindi non siamo in grado veramente di valutare quello che è successo effettivamente e il magistrato a quali indizi si rifà per poter arrestare queste persone. Quindi è difficile in questo momento poter giudicare o dare un giudizio di qualche genere. Se l'ha fatto, evidentemente sarà successo qualcosa, quindi non credo che abbiamo dei magistrati che vanno a arrestare la gente per caso. Ma in questo caso, se fosse sbagliato, e non è uno, ma sono molti, il magistrato si prende le sue responsabilità, se no, diversamente, questi si prenderanno le loro responsabilità. Io non credo che il magistrato sia così, ragioni tanto alla leggera. Ma sta di fatto che nei prossimi giorni capire come vanno le cose e allora riusciremo a dare un giudizio maggiore. Quello che possiamo fare è prendere atto dei fatti che sono successi. Era una simulazione di carro armato o era un carro goliardico? Non lo so. E questo sta appunto E chi ha naturalmente valutato questa cosa, evidentemente non era un primo giorno che facevano queste indagini e seguivano questa evoluzione della situazione. Se hanno ritenuto necessario, evidentemente c'erano dei validi motivi. Certo, ecco, stavo vedendo proprio, professore, stiamo vedendo la regia un po' alle mie spalle, vedete nel monitor, proprio il capannone che è a Casale Scodosia, dove hanno costruito questo, con ingegneria, con fantasia, questo carro armato, o chiamatelo come volete, insomma ruspa bellica come volete, tant'è che nei vari siti tutta la settimana si vedono un po' delle battute, delle prese in giro che ormai cercano di armare tutti quanti per fare abbiamo un precedente, insomma, no? Abbiamo la conquista di Piazza San Marco, che non ho capito quanto fosse simbolica, quanto invece... E quindi dobbiamo prendere atto che c'è... E mi pare che persone che già sono state coinvolte in quella faccenda di diversi anni fa, lo sono tuttora in questa, e quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona, o così è stato ritenuto dal magistrato. È un malessere anche del Veneto, professore, questo. Qui stiamo vedendo proprio faceva riferimento lei nel 1997 quando hanno, vedete, questo era conquistato il campanile di San Marco. Esatto. Sì, ma questa è una cosa così. Sinceramente nel 1982 lo conquistammo anche noi, ma in un'altra maniera. Era il primo carnevale di Venezia fatto con Maurizio Scaparro e assieme a me, che io facevo un film documentario a quell'epoca, c'era Donato Sartori, e avvolgemmo tutta la piazza di San Marco di un velo bianco
che quando arrivò la mattina, perché andammo su sul campanile di notte e tiravamo giù questi fili lunghissimi, era un tessuto non tessuto, eccetera, era un effetto spettacolare, era il primo carnevale di San Marco, ma naturalmente quello che si processano sono le intenzioni, la volontà della gente, e questa è una volontà diversa. Certo che il malessere che c'è in questo momento credo si scatena anche in questo senso, cioè nel senso di riportare o chiedere, fare delle istanze diverse, innovative, pensando che cambiando il tipo di governo del Veneto si possa anche cambiare l'economia del Veneto. E quindi anche un problema. Dalle prime descrizioni, professore, poi concludendo con lei, sembrerebbe, uso condizionale, che questa volta volessero occupare il palazzo della RAI, cioè sembrerebbero che questi Serenissimi volessero andare alla RAI a Venezia. Questa era almeno dalle prime indiscrezioni, poi sentiremo anche una registrazione telefonica. Non c'è spazio, io sono stato al palazzo della RAI, ma non c'è spazio per un carri armato, quindi... Lo metteranno nella piazza lì antistante? Ma neanche, non c'è neanche la possibilità di andarci proprio. Sarebbe una cosa abbastanza rocambolesca. San Marco è stato più semplice, ma la cosa strana è che a San Marco ci arrivarono con un traghetto, ma io vado a memoria che non furono coinvolti quelli che fecero il trasporto del carri armato, furono coinvolti invece solo quelli che così conquistarono la piazza. Concludendo, lo reputa un segnale da valutare con attenzione? No, oppure... è un bellissimo segnale pubblicitario. Stiamo in campagna elettorale, non per questa, per la prossima. Il governatore prossimo del Veneto presumibilmente sarà un altro leghista e quindi si prepara la campagna elettorale. Con quelli carri armati non si va da nessuna parte. Certo, Gois, allora la Lega, poi avremo anche Umberto Bossi verso le 22 al telefono in diretta. La Lega è stata vicina a questi, anche se non è della stessa parte politica, i Serenissimi non vanno molto d'accordo con quelli della Lega Nord, però la Lega, i capi della Lega, uso questo termine, hanno difeso l'operato di questi Serenissimi. Sì, io sono molto critica perché finora la Lega non si è mai preoccupata, mai interessata, diciamo, della questione né del referendum né dell'indipendenza. Anche sulla stampa io sono stata molto critica perché 4 anni che la regione è governata dalla Lega, si può dire, perché ha il governatore della Lega, ha la maggioranza con 40 consiglieri di maggioranza, di cui 20 del PDL, 20 della Lega. Se avessero voluto effettivamente portare avanti la questione dell'indipendenza del Veneto, avrebbero dovuto averla già fatta. Manca un anno alla fine della legislatura e purtroppo assistiamo a un nulla di fatto. Adesso è troppo comodo per la Lega, meglio quella che io chiamo la Lega 2.0, la cosa 2.0, assumersi la paternità, diciamo, di queste azioni sia del referendum, no, non è che non si sono presi diciamo la paternità del referendum, per esempio, perché hanno cominciato già a fare le firme il 1° e il 2 marzo, sono usciti sulle piazze con i gazebi a raccogliere le firme quando le firme erano già state raccolte 2 anni prima, quando in regione era stata già presentata la risoluzione numero 44 che parlava e che è stata anche votata in consiglio regionale e che poi purtroppo è stata chiusa in un cassetto e di lì non se ne è più parlato. È dovuto subentrare l'anno scorso Valdegamberi con la proposta di legge la 342 che abbiamo scritto noi e che hanno scritto loro, quelli dell'indipendenza, che hanno raccolto le 50.000 firme, eccetera. Quindi venire adesso la Lega a dire noi facciamo anche per esempio la manifestazione che faranno a Verona, ma di quale manifestazione vogliono parlare? Finora dove sono stati? Il segretario attuale della cosa 2.0 neanche sapeva dove fosse il Veneto, non è mai venuto in Veneto, è venuto solo a dicembre. Salvini, intende Salvini, sentiamo ma per me diamo un nome almeno. È venuto solo in dicembre per farsi dare i voti dai veneti leghisti, quali veneti leghisti scioccamente gli hanno dato i voti per diventare segretario federale ma che del Veneto però non si è mai interessato. Adesso vengono qui per fare campagna elettorale, come ha detto lei, anzi il professore, per fare campagna elettorale, ma non è una cosa che abbiano fatto loro, che hanno fatto quelli della Lega, questa è una cosa che hanno fatto i veneti e i vari partiti veneti, i vari gruppi veneti. Loro, quelli della Lega 2.0, non c'entrano assolutamente per nulla. Io anzi ho visto, se mi permette,
una cosa molto pericolosa, e la voglio dire, e me ne assumo anche la responsabilità. Io ci vedo un'azione di qualcuno che ha voluto svendere i veneti per poi farsi in cambio che questo qualcuno venisse lasciato in pace, tranquillo, perché siamo in campagna elettorale. Qualche nome e cognome? Perché la Lega 2.0 deve prendere adesso i voti. Qualche nome e I cognome? voti per andare. Qualche nome e cognome? Qualche nome e cognome, non ho paura a dirli. Io voglio solo dire che il ministro dell'Interno era un leghista di spicco. E così come ha fatto crollare la Lega con il pacco che hanno preparato contro Bossi, adesso vogliono assumersi, e siccome hanno perso tutti i voti, credevano che, sa, quando si diffonde il fango, usiamo questo termine, col ventilatore, il fango cade in testa a tutti, vero? E quindi anche a chi ha acceso il ventilatore. Berlato, su questa situazione ne parlerà, poi vi farò sentire una registrazione, cosa volevano fare questi 24 che sono stati arrestati. Io sento normalmente le persone in questi giorni, no? E c'è una specie di ribellione delle persone che dicono, persone normali che si incontrano tutti i giorni per strada e che dicono: ma come, questi qua che sono dei disperati non avremmo mica poi la presunzione che col tanco, con questo trattore, diciamo così, andassero a conquistare Dio sa quale luogo pubblico o quant'altro. Viene vista come un'azione dimostrativa da parte di persone, alcune delle quali in buona fede, magari esagerando, vogliono evidenziare una situazione e anche qualcosa in cui credono. Io non voglio giustificare questi, no? Quindi dal punto di vista formale può darsi che la magistratura abbia elementi per poter procedere formalmente nei confronti di questi, dal punto di vista formale. Dal punto di vista però del messaggio, la gente fa fatica a capire che questi magari per combattere per qualcosa a parole, per qualcosa in cui credono, corrono il rischio di stare 15-20 anni in galera. Esatto. E la gente non capisce come mai invece non vengono messi in galera quei delinquenti che girano per strada, che stuprano le nostre figlie e le nostre mogli, che spacciano droga, che fanno i delinquenti quotidianamente, che entrano nelle nostre case, che fanno azioni di vandalismo. Questi li vediamo tranquillamente in giro per le strade e questi disgraziati, poveri disgraziati, corrono il rischio di prendersi 25 anni di galera, per dire. Ma lo sapevano, ma lo sanno però. Vabbè, ma a maggior ragione questi, per dire, no, per testimoniare con azioni dimostrative qualcosa in cui credono, per dire, corrono il rischio e si espongono in prima persona anche, corrono il rischio di prendere 25 anni di galera. Invece tanti delinquenti che sono indisturbati girano per le nostre strade, invece sembra che nei loro confronti ci debba essere qualcosa di, diciamo così, di più tollerante, e questo la gente non lo capisce, perlomeno le persone che parlano con me, e io condivido il fatto che non sia quanto mai comprensibile come uno che ti viene a rubare in casa e che magari ti porta via il risparmio di una vita, dopo 3 giorni sia nuovamente in libertà, e delle persone che per testimoniare un proprio ideale corrono il rischio, ripeto, di stare in galera 25 anni. Professore Manocase, questo la gente non lo capisce. Mi è venuta in mente una cosa quando ho saputo di quello che è successo. Qui li hanno beccati o li hanno mandati subito, li hanno trovati, e la mafia magari non, se avessero avuto qualche velocità nel trovarli, forse non avremmo anche meno di quella brutta categoria che è la mafia in Italia o nel mondo. Insomma, questi li hanno beccati subito, la mafia magari non la becca. Mi è venuto questo pensiero. Sì, va bene, ma torniamo indietro di 50 anni o di 60 anni, quando la mafia non era quella che è di oggi. La mafia è stata cresciuta, ma è stata cresciuta dalla politica dell'epoca. La mafia serviva a riciclare i soldi della Cassa del Mezzogiorno, e l'Italia ogni anno tirava fuori, parliamo degli anni 70, 15-20 mila miliardi di lire italiane, quelle buone, non svalutate, non so se mi spiego. E come facevano a tornare indietro? Avevano bisogno dei fessacchiotti che facessero il mestiere. E così è cresciuta. La Sicilia è diventata improvvisamente un centro di depurazione della droga. La puzza si sentiva in giro per Palermo. E quando Borsellino disse la mafia, tutti gli dissero: ma di cosa sta parlando, che non esiste, no? E invece esisteva, tant'è che l'ha fatto saltare per aria. Finalmente è emerso questa realtà che veniva negata, ma questa fa parte
tradizione italiana del vedere le cose e non crederci, e soprattutto di una politica che ha tenuto nascosta una situazione di comodo e ha creato uno sbilanciamento del nord e del sud, perché con gli aiuti non si aiuta l'economia. Io vedo in Africa, più arrivano aiuti in Africa e più c'è miseria, perché non c'è nessuno stimolo alla produzione, al crescere attraverso la produzione, attraverso il commercio, e quindi nasce un'inesperienza. Se arriva una nave di riso, chi è che coltiva il riso? Se arriva una nave di grano, chi è che coltiva il grano? Certo. Il grano che produco costa più di quello che arriva gratuitamente. E quindi noi facciamo dei danni, ma dei danni veramente mostruosi, cercando di aiutare come abbiamo fatto per 30 anni con la Cassa del Mezzogiorno. E qui abbiamo cresciuto le famose mafie, no? E si approvvigionavano di denaro per andare a comprare la droga e diventare i commercianti più performanti del mondo, no? E questo non è comparabile con gli eventi che succedono adesso, era un'altra cosa quella. E questo è zelo, sicuramente è zelo. Quanto eccessivo sia, come lei mi chiedeva, il perseguire la droga rispetto a 4 così sprovveduti che pensano di conquistare il palazzo della Rai con un trattore, direi che siamo proprio fuori della grazia di Dio. Insomma. Saluto Raffaele Zanon di Fratelli d'Italia, grazie di essere con noi Raffaele. Allora, prima di sentire Cesare Busetto di Indipendenza, vi faccio sentire così un attimino un'intercettazione telefonica di cosa si dicevano. Se la regia ci può dare anche l'audio, ascoltiamo. È arrivato il momento di combattere. Se stiamo qui ad aspettare, di qui a poco salta tutto. Noi abbiamo bisogno di caricare i candelotti di dinamite. Contro uno Stato del genere, cosa puoi fare? C'è solo da stare alla regola del fucile. Io vado in piazza San Marco con un mezzo così gigantesco. Invece di 8 persone saremo in 800, ben equipaggiati, con maschere antigas e qualcuno appostato, con mitra e tutto. Ecco, abbiamo sentito un passaggio abbastanza importante, cioè quello che si dicevano tra di loro. Sì, sicuramente sono passaggi estrapolati, bisognerebbe leggere tutto. So che il nostro avvocato Morosin sta difendendo 3 di loro, e giusto l'altro giorno mi diceva, giusto ieri, che eravamo in una bellissima serata a Montecchio, mi diceva che i capi d'accusa sono veramente esagerati rispetto alle prove che ci sono. Nella stessa conferenza stampa erano stati riassunti come un episodio velleitario ma pericoloso. Allora c'è proprio questa contraddizione: se è velleitario non è pericoloso, se è pericoloso non è velleitario. Anche questa ruspa, questo tanco, poi per esempio io sapevo un'altra versione che non era per occupare la Rai ma per tirare giù la statua di Vittorio Emanuele, cioè, in internet ne stanno venendo fuori. No, è stata un'indiscrezione così che è trapelata. In internet in questi giorni le notizie si stanno susseguendo. Io credo che comunque, viste anche le persone, alcune anche le conosco, prendo l'esempio per esempio di Franco Rocchetta, che è veramente definito oggi l'ideologo di queste cose, persona tranquillissima, un esperto di storia piacevolissimo da ascoltare, cioè, ma non vedo queste, anzi mi preoccupo perché se uno Stato arriva veramente a perseguire in questa maniera così incisiva, intanto innanzitutto mi domando il tempismo fantastico che c'è stato in questa operazione. Fatalità, il giorno dopo che la prima commissione ha passato la proposta di legge 342 alla quale la collega accennava, scritta da Indipendenza Veneta, presentata da Stefano Valdegamberi, dopo che la prima commissione appunto l'ha licenziata e l'ha portata in consiglio, fatalità, nascono queste. Io non vorrei che fosse visto più come un'intimidazione, anche direttamente proprio anche ai consiglieri, cioè attenzione che
lo Stato centrale può benissimo usare la forza qualora voi portaste avanti il pensiero indipendentista. Ci una domanda banale, ma come mai l'hanno fatto allora? Cioè, mettiamo, ha ragione, non c'è gravità, non c'è nulla di... Perché l'hanno fatto? Preparare una dimostrativa. È un'azione dimostrativa. Così. È un'azione ma per dimostrativa. attirare anche l'attenzione, no? Allora, come si fa? No? Ci sono tanti modi di attirare l'attenzione. Si sa che rischiano, come diceva lei, 15 anni, Certo, 26 certo. anni. Per dire, allora, se per un'azione dimostrativa di questo, credo che qualsiasi persona, diciamo così, normale, nel guardare questo trattore rimodernato in qualche modo, no, non possa dire attenzione perché qui magari va a finire che ci sono forze soverchianti che possono far soccombere le forze dell'ordine o altre cose del genere. Si sa perfettamente che, allora, si vede, no? Basta solo guardarlo, questo sta in quei termini. C'è terrorismo. Allora, su questo credo, adesso lasciamo lavorare la magistratura per vedere poi quali sono gli elementi, poi non credo neppure che si possa basare su delle telefonate. Cioè, credo che più di qualcuno di noi magari, no, quando è incavolato con qualcun altro e dice ma ti smonto la macchina per dire un attimo, però da questo a pensare che siano dei terroristi, ripeto, rispetto per il lavoro della magistratura, avranno degli elementi in mano, però sembra stridente il trattamento che viene riservato a questi è il trattamento che non viene riservato a delinquenti abituali che girano liberamente per le strade. Concordo. Paolo Tognon. Sì, io guardando queste immagini a me sembra che insomma siamo un po' fra il ridicolo e anche la tragedia. Sì, c'è il tanco, però si parla anche di armi. Poi non so come andrà l'indagine giudiziaria, non so se sta a noi giudicarla adesso. A me preoccupa l'immagine del Veneto che esce anche da queste giornate. Io poi non voglio neanche sottovalutare il malessere di cui non può essere un Veneto malato, un Veneto che soffre, un Veneto certo, io non voglio sottovalutare di imprenditori che si uccidono, io non voglio sottovalutare che perdono il lavoro. Poi parleremo di lavoro, pensate che il Veneto è una delle regioni che ha meno lavoro di tutti, Padova addirittura che ha meno occupati, quindi io non voglio, è quello che stavo dicendo, non voglio sottovalutare quel malessere sociale che c'è, insomma lo conosciamo tutti, il momento difficile e tragico che stiamo vivendo. Il problema è che io è da quando sono piccolo che sento parlare di secessione, di indipendenza, di Veneto Stato. Allora la mia domanda è, ma sono passati 20 anni da quando noi parlavamo di queste cose qui? Chi diceva quelle cose ha governato la regione, ha governato lo Stato, ha governato i comuni di questa regione. E stiamo meglio o peggio di prima? Io ho l'impressione che noi abbiamo parlato di queste cose per 20 anni e invece abbiamo perso i treni che questo Veneto doveva prendere per competere e stare e competere nel mondo. Questa è secondo me la questione politica che ci troviamo di fronte. A me pare che da queste immagini, anche dalla discussione di stasera, stiamo guardando il futuro con gli occhi voltati all'indietro, cioè il mondo sta andando da un'altra parte e noi ancora ripetiamo la storia dell'indipendenza, della secessione, di tutto quello che già ci siamo detti in tutti questi 20 anni. Però essendo un Veneto uno dico può essere anche stanco, quindi Raffaele Zanon. Ma io credo che quando ho ascoltato la notizia ho visto le immagini come tutti quanti e ho visto tra i coinvolti il nome di Franco Rocchetta che conosciamo anche per la sua frequenza nelle istituzioni, quindi una persona che ha sempre avuto le sue idee, ha sempre avuto anche largamente minoritarie, è stato il fondatore della Liga Veneta, quindi ha avuto un ruolo molto importante qui nel Veneto in un momento in cui la Liga Veneta veniva data per un gruppo sparuto di persone velleitarie, sì. Però dico che insomma un'operazione di intelligence con i corpi speciali dello Stato dispiegati per un'operazione che io credo che il mondo ci invidia, perché avessero fatto un'operazione di questo tipo contro le mafie cinesi che abbiamo qui nel Veneto, contro le mafie dell'est che abbiamo qui nel Veneto, che non sono neppure che agiscono ancora indisturbate, avessero svolto un'azione capillare con le tante inchieste che riguardano anche
la pubblica amministrazione, la corruzione nella pubblica amministrazione che abbiamo qui nel Veneto e che stranamente sono insabbiate, queste immagini gridano vendetta per un Veneto che in questo momento sta soffrendo una crisi prepotente, che dobbiamo un'Europa che sta massacrando quel che resta del nostro tessuto produttivo. Ma perché Raffaele Zano non lo fanno con queste mafie cinesi dell'est? Queste sono scelte che scelta ovviamente politica o una scelta... Io ho l'impressione che si usino, come dice l'amica Goisis, 2 metri, 2 misure, e credo anche che un'azione fatta così, con questa spettacolarizzazione, nuocia a chi, per esempio come me, crede nella indivisibilità dello Stato, in una nazione che deve riscoprire se stessa, proprio per contare in un'Europa che oggettivamente in questo momento è messa in discussione ad ogni latitudine, e quindi non è solo il Veneto che deve fare una battaglia sacrosanta per andare a ritrovare la sua sovranità, la sovranità di tutti noi, non solo del popolo veneto. Quello che mi sembra di capire da quello che mi dite, che mi dice lei, è che è partito dall'alto questo ordine di andarle a prendere. Certo. Ma non so, evidentemente si è cercato di distogliere gli italiani dai tanti problemi irrisolti che in questo momento giacciono, e da una politica inconcludente che noi stiamo vivendo, perché ci hanno promesso le riforme, credo che Renzi ogni giorno ci promette qualcosa di nuovo, ma io ritengo che i dati di fatto sono sempre più inoppugnabili. Ci troviamo di fronte al terzo governo di persone non elette che stanno portando il nostro paese ad una situazione che era imprevedibile fino a qualche decennio fa, era imprevedibile proprio per la nostra regione, perché sicuramente ci sono in questa regione sia un tessuto sociale sia un tessuto economico in grado di dare garanzie per il futuro della nostra gente. Questo non sta avvenendo perché lo Stato è assente, perché lo Stato non coglie e non comprende i problemi, come moltissimi italiani non comprendono certamente e fanno fatica a comprendere magari quello che è accaduto in un lontano paesino della provincia di Padova. Prossiamo a casa, questa dimostrazione che hanno fatto questi 24 può essere l'addito che un domani qualcuno proprio si ribelli a questa situazione del Veneto e che crei anche delle situazioni un po' più preoccupanti di questo, oppure termina qui, punto, e a capo? Vista l'organizzazione che hanno, direi che sono persone così, degli artigiani. Scusate. Eccolo, lo mettiamo subito, se è caduto il microfono. Sono degli artigiani della rivoluzione, questi non sono dei rivoluzionari, cioè sono anche bravi perché sanno saldare, sanno fare un sacco di cose. Il rivoluzionario si guarda bene dal saldare o dal limare un aggeggio di quel genere, e poi con quello non si va da nessuna parte, insomma. Io credo che sia una grossa messa in scena, e mi ricordo, facevo giornalista allora, parlo degli anni 70, 60, 70, che questi fessi li hanno ancora usati a quell'epoca, ed erano le cosiddette brigate rosse, brigate nere, eccetera. Erano dei fessi invasati che il governo utilizzava per i famosi opposti estremismi, e siccome erano convinti di fare la rivoluzione di destra o di sinistra, e rischiavano delle cose folli, facevano delle cose folli, peraltro non tutte fatte, ma si usava, come si è usato poi con la mafia, no? A dar colpa alla mafia, e si facevano saltare i treni, ma non erano gli estremisti. Sulla questione della stazione di Bologna c'è ancora un grosso punto interrogativo, perché ci sono un sacco di cose che non tornano, e sono stati accusati sicuramente delle persone che avevano fatto danni anche prima, ma probabilmente quello no. Dico probabilmente. Ma è la capacità dello Stato, non solo dello Stato, ma dei governi dello Stato, a recepire il malessere e superare questa questione. È stata decapitata negli anni 70 un'intera generazione, facendo scontrare due ali, quella di destra e quella di sinistra, e le abbiamo perse.
Questo è il problema, era uno scontro ideologico che non ha portato a niente e abbiamo perso delle generazioni invece di giovani che dovevano essere date delle occasioni diverse per poter entrare nella società e essere valutati per quello che sapevano fare. Non erano stupidi, io non li voglio difendere, però questa fu la politica degli anni 70 e fu una politica sbagliata. Certo, c'è una telefonata, poi vengo da lei. Sì. Sono molte telefonate, ne passiamo un paio, chiedo alla regia, Elisabetta in regia. Sentiamo la prima, pronto? Se non hanno messo giù, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Luigi Rino, dalla provincia di Ferrara. Da Ferrara, prego Luigi. Io sono un piccolo imprenditore, piccolissimo. Vivo quotidianamente tutti i problemi che hanno le aziende in questo periodo. Mi collego a quello che state facendo vedere, al fatto di questi imprenditori che sono scesi o volevano scendere in piazza, un gesto eclatante, che adesso sono messi lì a bando o sotto processo e sembra che non abbiano bisogno di qualcuno di voi per li difendere sinceramente, ma hanno bisogno solo di essere ascoltati, come tutti quanti noi che oggi scendiamo in piazza nei vari paesi, nelle varie fazioni, per far sentire la nostra voce, magari un po' troppo tardi, ma è meglio che scendiamo in piazza, perché noi non vogliamo finire come altri nostri colleghi che si sono tolti la vita. E voi, questo qua, stasera non lo dite, le persone che si sono già ammazzate, non se ne parla più. È un abbiamo fatto, detto un però... episodio fino a se stesso basta. Si è parlato in un momento quando è successo e poi basta. Noi dobbiamo essere ascoltati, noi siamo stanchi di pagare delle tasse inique. L'articolo 53 della Costituzione parla ben chiaro, ma non viene applicato. Quei signori politici che rappresentano le varie fazioni politiche e colori sono sempre lì, sono sempre le stesse facce, ritirano fuori dei programmi vecchi di storie e poi è come la storia, che si riprende e si ricrede, è come la moda, passa e poi ritorna. Ma loro purtroppo tornano sempre, sono sempre lì. Ma cosa fanno? Cosa fanno per i cittadini? Parliamo dalle piccole tassazioni comunali, Tari, Tasi, IUC, e più che altri ne metta. Non hanno termini per definirli. Ma ditemi un po' una cosa, ma voi come uomini, come vi sentite? Voi come personaggi che vi svegliate la mattina e andate fuori, come vi sentite? Noi ci alziamo la mattina, siamo gente dignitosa e veniamo processati. Hanno inventato gli studi di settore per ammazzarsi. Moriamo ogni giorno lentamente perché noi abbiamo una dignità, ma ogni giorno dobbiamo morire perché le associazioni di categorie hanno firmato, il CNEL, un patto studio di settore. Tiriamo fuori dal cilindro e dai nostri portafogli soldi veri. Ma signori, ma di cosa volete parlare? Volete fare altre vittime? E le vittime non le fanno i nostri compagni veneti, se ti posso chiamare così, amici veneti. Perché loro hanno un malessere magari ancora più del nostro, perché si sono viste sfuggire da lì delle aziende storiche. Io sono nel Basso Ferrarese, in un paese che la chiamano la piccola Parigi, Coparo, dove un'amministrazione comunale non ha fatto niente, e adesso tira fuori strade, scuole e quant'altro, tira su impalcature. Ma chi vogliono prendere i rispondenti? Siamo stanchi, noi non siamo degli stupidi, è che abbiamo troppo poco tempo da impiegare di scendere in piazza perché dobbiamo lavorare per le nostre famiglie. Questa è la problematica. Voi dov'è che ci accompagnate? Ma in che modo? Io vi vorrei vedere in faccia, vorrei venire lì con voi e parlarvi faccia a faccia, guardarvi negli occhi. E venga. Ma io vengo se lei mi invita. No, l'invito, guardi, Elisabetta ha preso il suo numero, la invitiamo anche venerdì prossimo, non si preoccupi, la invitiamo sicuramente. Io la ringrazio, ma questo che voglio dire, io, quegli amici veneti, mi scusi se la interrompo, quegli amici veneti che adesso sono stati presi e messi in galera, non è solo una forte ingiustizia secondo il mio parere, anche perché come state dicendo è tutta una cosa artigianale. Vogliono alzare un polverone proprio per distogliere, come avete detto anche voi, l'opinione pubblica dai fattori più importanti del nostro amato amico Premier Renzi, che non sta facendo nulla da quando è stato eletto. Bisogna smetterla di fare questo, bisogna smetterla. Comunque vi ringrazio per la vostra... La inviteremo, grazie della telefonata e di quello che ha detto, ovviamente poi la risposta è d'obbligo. Sentiamo se c'è un'altra telefonata, altrimenti cade la linea, sentiamo se c'è ancora. Pronto? Pronto,
Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Con Franco da Boara Pisani. Franco da Boara Pisani, sì. Buonasera, prego. Un agricoltore 72enne che oltre a fare l'agricoltore faccio anche commercio. Me la guadagno giorno per giorno e mi do da fare. Anch'io sono un vessato, anch'io sono uno che paga troppe tasse, anch'io sono una persona, cari signori, che ha avuto un nonno morto sul Cengio, 2 zii sul Salto del Granatiere, e insieme a loro c'erano dei soldati da Taranto per questa nostra Italia, che io la vedo unita, migliore di così, con meno ruberie. Ora io sto assistendo a questo teatrino, anche questo attorno a questi signori, che vorrei mi spiegasse che così, buttandola un po' in burla, tra il temperino svizzero, come diceva Savini, e la fionda, stavano perdendo tempo a buttare su quintali di lamiere attorno a un qualche cosa, saldando, e quindi non avrebbero lo stereotipo del terrorista, come diceva il signore della barba. Questa mia è una novità, perché per essere terrorista bisogna non saldare. Ecco, ci sono dei fatti che probabilmente sono gravi, che si cerca di buttarlo, come si diceva, un po' in mona, per banalizzare questa robetta e dire che è una puttanatella, quando invece è probabile che una puttanatella non la sia, perché io non sono fino governativo. Io vorrei che la signora lì con la coccarda verde mi spiegasse cosa ha fatto del patrimonio di voti che abbiamo dati alla Lega per 10 anni, a ridurci al 4% e al 3% del capitale che si aveva, e che ora sono costretti a saltare sul camion e sul carro della protesta e andare a trovare questi rivoluzionari veneti della Serenissima per riuscire ad accattonare e recuperare 4 voticini. E ripeto, sono un 72enne che anche oggi si è fatto le sue 12 ore di lavoro. Sono stufo di questa politica, certamente sì. Vorrei che quel porcellum non fosse stato possibile averlo, e mi ha dato il partito di quella signora lì. Vorrei vivere in un paese dove non si porta una lobby signora, un maiale a fare pipì, dove qualcuno, e chi vi parla è un ateo, vuole costruirsi una cosa per il culto, e si vive in questo andazzo così, banalizzando delle cose che invece probabilmente sono anche gravi, perché la società non si cambia saldando lamiere e preparando atti di quel tipo con quelle cose che abbiamo sentito, e cercate per favore di dare l'importanza che meritano le cose. Vi ripeto, non sono un pensionato d'oro, 12 ore di lavoro al giorno, punto sangue, per cui non sono degli altri, sono di quelli che tribola. Voglio il mio Veneto in Italia, in una Italia migliore, dove il mio Veneto abbia più cose, quelle che merita, ma non con quel sistema lì, con le lamiere saldate e con le teorie del terrorismo. Certo. Buona serata e grazie di avermi ascoltato. Chiedo alla regia, fermiamo la telefonata, perché queste due sono state, e le abbiamo lasciate perché avevano da sfogarsi, avevano tutti i diritti di farlo. Io mi domando davvero, Belato, inizio da lei, però poi coinvolgo tutti gli ospiti. Cioè, qualche politico si fa qualche esame di coscienza, oppure... Tutta la politica... Perché è solo per prendere i voti quando è ora? Tutta la politica si deve fare un esame di coscienza. Però siamo arrivati a questo livello? Tutta la politica si deve fare un esame di coscienza, e partendo dal presupposto che queste persone che vengono trattate adesso come dei criminali, bisogna capire che criminale è chi ha costretto i nostri imprenditori ad impiccarsi. Criminale è chi ha costretto la nostra gente ad andare a perdere la propria dignità, la politica, pur lavorando. Certo, la politica, senza fare distinzione di sorta, ha delle grossissime responsabilità. E dico anche in maniera molto chiara, per non essere equivocato, che io rispetto molto di più Rocchetta e gli altri che, pur avendo fatto una cosa sbagliata, che magari poteva essere punita con un calcio nel sedere, non con 25 anni di galera, come qualcuno rischia,
rispetto più questi che non i politici che vanno a speculare adesso su quello che capiterà a questa povera gente, perché ci sono esponenti politici che in queste ore vanno a speculare, e io credo che qualcuno abbia mandato avanti questi poveri disgraziati per poi specularci sopra. Però per la telefonata che prima ha detto, momento, voi siete 20 anni tra la Forza Italia e la Lega che governate specialmente il Veneto, e cosa avete fatto? Ho chiesto quello prima. Voi eravate lì, potevate fare la successione lì, potevate fare tante belle cose quando avevate il potere, perché non l'avete fatto? Perché la Lega ha perso un disastro di voti? Questo chiedeva il telespettatore, e la risposta va incanalata in questo. Se lei ha notato, io non ho fatto distinzione di forze politiche, certo. Ho detto che tutti noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, partendo dal presupposto che la politica ha perso l'umiltà di stare in mezzo alla gente e di sentire le sofferenze della gente. Questo è il problema grossissimo, e soprattutto anche grazie a un sistema elettorale per rinnovo del Parlamento nazionale che anziché far eleggere i rappresentanti del popolo li fa nominare. Questo crea le condizioni perché ci sia ancora un maggior distacco. Io sento tanti esponenti politici che quando parlano dei problemi della gente parlano come se fossero dei marziani. Cioè, sono due mondi completamente diversi. Se si va al mercato, dove vedo pochi politici, soprattutto tra i nominati, si sente una lingua completamente diversa rispetto a quella che viene parlata da tanti che vanno a rappresentare i cittadini all'interno delle aule istituzionali. Ed è questo, o la politica tutta ritrova l'umiltà di stare in mezzo alla gente per capire la sofferenza della gente attuale, e quando uno arriva a compiere l'atto più criminale nei suoi confronti, che è quello di uccidersi, l'atto più criminale, togliersi la vita, magari perché non vuole andare ad ammazzare qualcun altro. Sì, però non ha fatto nulla la politica per quelli che si sono uccisi, voglio dire. Gois, anche sulla domanda che ha detto siete rapidi così parliamo tutti, il telespettatore prima, lei era in un partito dove aveva una miriade di voti e oggi è disfatto, voglio dire. Non si può costruire qualcosa di importante in una nazione quando c'è questo disfattismo all'interno anche delle coalizioni, all'interno dei partiti. Cioè, dobbiamo dire anche una cosa però, che vabbè, la Lega adesso ultimamente aveva 59 deputati, i deputati sono 360. Per arrivare a fare delle leggi e a fare qualcosa bisogna che ci sia una maggioranza forte. Allora io spesso mi alzavo, chiedevo la parola per comunicare a tutta l'assemblea che c'era stato un ennesimo suicidio. Devo anche dire e confessare in un'aula sorda e grigia, come qualche altro ha detto tanto tempo fa. Perché fino a che i veneti si impiccavano, o si uccidevano, si sparavano, nessuno si preoccupava là giù a Roma. Quando io parlavo rimanevo così profondamente frustrata, perché proprio non notavo, non vedevo l'interesse di nessuno, Adesso perché la gente perché la magistratura si è mossa? Perché è venuto fuori il referendum? Sono 200.000 voti, sono 2 milioni di voti. Ora, il Veneto si è stancato di suicidarsi e il Veneto ha dimostrato di volere qualcosa di diverso, di volere l'indipendenza. Certo che eravamo al governo, ma se i veneti o quelli del nord ci avessero dato il 51% dei voti, si sarebbero fatte le riforme. Le riforme non sono state possibili perché nel 2005 avevamo già chiesto noi l'eliminazione, noi quando ero nella Lega, l'eliminazione del Senato, avevamo chiesto la riduzione già votati in Parlamento la riduzione dei parlamentari, dei deputati. Sì, però... Purtroppo però, quando si è fatto il referendum, la gente, quella che adesso brontola, quella che adesso si lamenta dappertutto, ha votato picche. Chi è andato a votare ha votato contro e gran parte della gente non ha votato. Oggi ci dicono cosa avete fatto al governo. Abbiamo tentato anche con il federalismo fiscale. Avevamo già votato 8 decreti, 8, più i costi standard. Bastava applicarli. Cosa è successo? È saltato fuori Napolitano, che ha mandato a casa Berlusconi, ci ha mandato Monti, i famosi professori della Bocconi che dovevano risolvere i problemi, e Monti, e quell'altro, e Letta, adesso Renzi, che pare che sia quello che risolve i problemi, ha fatto la riforma elettorale. No, colpa, voglio dire, ci vogliono
ci vogliono i voti anche se erano tanti, certo, però non bastavano. Più tanti questa è la così, questione. Oggi purtroppo ci troviamo in una situazione in cui si vanno a criminalizzare questi poveri disgraziati artigiani. Allora o li si criminalizzano come sta facendo la magistratura, li mette in galera, oppure vengono ridicolizzati. Che monache i sei veneti. Paolo Togno, allora, io mi chiedo che fate le domande, però eravate al governo e questo sì, ma certo che eravamo al governo, ma il governo non eravamo mica da soli, no, avevate molti voti, ma qual è il problema? Che noi volevamo magari determinate cose, la gran parte del PDL o di chi e anche di quelli della sinistra, i romanocentrici, non le volevano queste riforme, ed è per quello che non siamo usciti. Perché non siamo usciti? Siamo usciti lo finalmente. Stipendio è importante. Infatti, senza contare poi la perdita. Ma non siete usciti perché? La perdita. Risponda a questa domanda, perché se non avete trovato l'accordo perché eravate meno parlamentari, eravamo meno, come si fa? Perché non siete usciti? Perché si sperava sempre di riuscire. O perché faceva comodo rimanere? Ma che comodo rimanere, cosa la domanda che la faccio. Erano sulle spine e quindi non hanno preferito sacrificarsi piuttosto che venire via. Insomma, non cerchiamo di fare dell'ironia perché la sappiamo cogliere. Scusate, la sappiamo cogliere. Io tanto sono appena arrivata in Parlamento e me ne sono anche già uscita. Io ho anche parlato apertamente, sapevo che il mio atteggiamento mi avrebbe portato poi il fatto di non ho mai sentito un leghista che sia venuto qui, e questa è un'emittente dove tutti possono dire tutto, nessuno che è venuto a dire quello che dice lei quando succedeva, si dice adesso perché è successo prima e si giustifica. Allora bisogna essere. Secondo lei, perché io non sono stata ricandidata? Questa trasmissione perché ho sempre parlato in modo molto chiaro. È fatta non per quelli che sono presenti qui, è fatta per spiegare al pubblico e capire un fenomeno che sta succedendo. Se non riusciamo a fare questo, non adempiamo alla nostra esigenza. Questa emittente, se c'è un leghista da oggi fino ai prossimi 100 anni, ha intenzione di venire qua e dire io non sono d'accordo su quello che sta facendo il governo dove c'è dentro anche la Lega, noi lo facciamo parlare, ma non ho mai sentito se non dar la colpa agli altri e gli altri dar la colpa alla Lega. Non è questione di colpa, è questione guardi di che numeri, non è stato fatto adesso. Io dico soltanto una questione di metodo. Se queste cose, non hai numeri non puoi mica fare. Non dico qui che noi siamo piccolini, ma se queste cose vengono dette al Corriere della Sera, uno va e dice guardi che in questo momento bisogna fare così, 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 e il Corriere della Sera, che è un giornale democratico, lo scrive pari pari, ma non l'ho mai letto. Quindi noi inventiamo adesso quello che non è successo prima, invece analizziamo, perché questo è importante, il malato, che tipo di patologia ha, perché stiamo vedendo una patologia, l'abbiamo ridotti noi, questi signori, a fare queste cavolate, va bene, e torno al discorso degli anni 70 e diamo l'opportunità a questi di pensare in maniera diversa il concetto di Stato e eventualmente dello Stato veneto, se questo è, perché non è da scartare l'idea che il Veneto abbia una sua forma di indipendenza, non c'è niente di impossibile, purché sia dignitosa e purché sia fatta in maniera normale e regolare. Il percorso, mi sento di prendere la parola nel senso che forse essendo di indipendenza veneta non ho nessuna presenza romana, o quindi noi poi da statuto non ci presentiamo alle elezioni a Roma, quindi siamo completamente fuori. Il percorso di indipendenza veneta è il percorso pacifico, legale e democratico. Siamo vicinissimi chiaramente a queste persone che hanno compiuto questi gesti, però crediamo, come diceva il professore, in un percorso pacifico, nella legalità del diritto internazionale che segue il principio dell'autodeterminazione dei popoli. Sì, ma non c'è più tempo, la gente è stanca. Guardi, ma forse per lei non l'avrei fatto, la gente muore. Lo so, ma secondo lei come... vanno a Roma, parlano, vanno a Bruxelles, ma guardi che non dobbiamo tanto guardare anche noi, guardiamo anche in regione, perché se la proposta di legge 342 è rimasta ferma
parecchi mesi e mesi e si è arrivati ora a dare un'accelerata, probabilmente è perché c'è stato la consultazione del plebiscito digitale che ha avuto una potenza politica fortissima. Sì, sarebbe bello, Busetto, mi scusi se la interrompo, che tutti i politici che vengono in questa trasmissione, quando vanno nei loro posti, o a Strasburgo, o a Bruxelles, o a Roma in Parlamento, decidessero cosa sta succedendo e iniziassero a fare qualcosa per il popolo. Invece mi sa che si va lì, molto probabilmente perché si conta poco, contano solo i 3 o 4 capi per partito e non si combina nulla e si parla e si continua a parlare, la gente si uccide, l'Italia va a ramengo, cioè voglio dire, Bellato, cioè andiamo in Europa, facciamo qualcosa per l'Italia, oppure andiamo lì per, come dicevo, lo dico senza offesa, per prendere lo stipendio, mi scusi se sono così cattivo. Guardate, lo stipendio lo prendono tutti, c'è chi se lo merita e chi non se lo merita, perché qualsiasi sia il ruolo che andiamo a ricoprire, diventa fondamentale avere senso di responsabilità e servire al meglio quel mandato che ci è stato conferito dai cittadini. Ci vuole senso di responsabilità. Torno ancora a dire, senza fare ancora il tentativo di scaricare su altri, no, perché la Lega, per dire, è vero che non aveva la maggioranza assoluta quando era in Parlamento nazionale, ma è vero ad esempio che in Regione Veneto la Lega ha 7 assessori su 13 in giunta regionale e ha la maggioranza dei consiglieri regionali per quanto riguarda i gruppi consigliari. E no, quindi, la Lega ha 20 consiglieri, non sì, la maggioranza. Ha la maggioranza all'interno della giunta, 7 assessori su 13. I consiglieri sono Tutte 20. le iniziative che possono essere portate avanti dalla giunta regionale vengono portate avanti anche senza il voto delle altre forze alleate. Per quanto riguarda il Consiglio regionale, abbiamo visto in più occasioni che quando qualcosa interessava la Lega hanno posto la questione di fiducia, nel senso hanno posto il veto e sono riusciti a farsi, non dico rispettare, hanno posto delle questioni in modo ricattatorio che hanno costretto gli alleati ad adeguarsi. Allora questo, se sono cose che interessano, bisogna anche puntare i piedi e fare in modo di riuscire a far valere le proprie ragioni, se si è fedeli, leali con il mandato conferito. Per quanto riguarda noi, ribadisco, tutti noi che ci arroghiamo il diritto di rappresentare i cittadini ai vari livelli, dobbiamo recitare il mea culpa, perché abbiamo tutte le nostre responsabilità. E allora su sta faccenda noi dobbiamo adesso capire che non è più il tempo degli scaricabarile e ognuno di noi, per evitare che ci troviamo ancora nelle condizioni di vedere delle persone, attenzione, perché tanta gente si è suicidata perché era convinta di essere loro dei falliti, di non essere stati in grado di salvare la propria azienda e per vergogna nei confronti dei propri dipendenti, che spesso sono dei familiari, hanno deciso di suicidarsi per vergogna. Ma quando la gente che non si è ancora suicidata capirà che anziché rivolgere le armi contro se stessi, capiranno che qualcun altro responsabile della situazione in cui si è venuti a creare, le armi non le useranno mica contro se stessi. Allora, su sta facendo qua, prima che questo avvenga, conviene a tutti noi, tutti nessuno escluso, caricarci di un nuovo senso di responsabilità e dare risposte immediate alla gente, alle famiglie e alle imprese. O diamo risposte immediate o altrimenti non ci sarà scampo per nessuno di noi, perché quando la gente è presa dall'esasperazione, perché sta gente commette delle cose sbagliate come queste, come sbagliatissime sono le azioni che hanno portato ai suicidi, le commette perché spesso sono presi dalla disperazione, e quando una persona è disperata commette qualsiasi cosa, anche quello che non vorrebbe fare. E la politica se ne frega, finora. E non bisogna che la politica se ne freghi, e che abbia l'umiltà ancora di capire queste cose. Paolo Tognon, tutti, anche il PD, lo dico tutti, non tutta la politica, che non pensano che sia solo una parte. Prego, Paolo Tognon. Sì, io non penso però che possiamo rispondere a Franco e Luigi, al loro dolore, al loro sfogo, con la storia delle beghe interne alla Lega degli ultimi anni o con un mea culpa generalizzato. Io penso che sia il momento anche di dare risposte. Io sono un figlio di questa terra, del Veneto, lo vivo, l'ho vissuto, ho studiato qui, ho lavorato qui, ho girato anche un po' fuori. Io quello che vedo sono paesi che si stanno svuotando di ragazzi, sono comuni che si stanno svuotando, che stanno andando, ragazzi che stanno andando altrove. A questo, come
noi come rispondiamo? Parlando di autodeterminazione dei popoli, Certo. in un Veneto che vive di in un Veneto in un paese che vive di esportazioni, in un Veneto in un paese che vive di esportazioni. Il Franco mi pare, o Luigi parlava di Copparo, quel paese in provincia di Ferrara, che ha una delle più grandi aziende di siderurgia, la Berco, no? Cioè noi viviamo di imprese come l'Electrolux che vivono esattamente di questo, di esportazioni, e la nostra risposta è la chiusura di una regione che invece dovrebbe aprirsi proprio per competere altrove. Io ho come l'impressione che noi dovremmo cercare di lanciare questo messaggio in questo momento, e quello che sta accadendo anche a livello nazionale, secondo me, e che sta facendo Renzi e il suo governo in questo momento, è di dare risposte concrete dal punto di vista della legge elettorale, della riorganizzazione amministrativa e dal punto di vista economico. Si sono fatte e si stanno facendo in pochi mesi cose che da 20 anni dicevano tutti e adesso si stanno tentando di fare. Queste sono le risposte che noi dobbiamo provare a dare a Franco e Luigi. Come mai non l'ha fatto Letta? Non ha iniziato a farlo Letta? Letta probabilmente in quel momento non aveva la forza che in questo momento e l'energia che in questo momento Renzi sta dimostrando, e neanche il consenso nel paese. Guardate, su questo, se posso, proprio, poi Raffaele Zanon che... se proprio flash, no, per dire, allora, scendiamo chiaramente gli annunci delle cose fatte. Allora, perché su questo Renzi finora ha fatto una serie interminabile di annunci. Ci sono anche cose fatte. Di cose, allora, quando ho detto prima, ho detto a me stesso e alla mia forza politica che dobbiamo avere l'umiltà di capire che bisogna cambiare regime, o altrimenti corriamo il rischio di farci del male tutti. Finora Renzi ha fatto una serie di annunci e le uniche cose che ha fatte sono l'esatto contrario di quello che si era impegnato a fare. Basta ricordare che ha detto che non sarebbe mai andato al governo del paese senza avere il voto degli italiani. Dopo una settimana è andato al governo del paese senza il voto degli italiani. E lui non risponde agli italiani, ma molto probabilmente risponde ai grandi finanzieri e ai grandi banchieri a livello internazionale. Non risponde agli italiani, altrimenti si sarebbe sottoposto al voto degli italiani. Dice, per dare un messaggio, dicendo vi faccio vedere che io taglio gli sprechi, e mette su eBay 100 auto blu vecchie, comprandone 250 di nuove, delle 1500 che hanno a disposizione al governo. Allora dice di voler dare 85 euro in busta paga a chi già ne percepisce 1500 al lavoro sicuro, e non fa nulla per i pensionati che hanno la pensione minima, per i quali magari l'85 euro al mese netti potevano rappresentare la differenza. E anziché dare un incentivo a chi già il lavoro non ce l'ha, non è il caso di pensare a creare nuovi posti di lavoro per evitare che i nostri giovani siano costretti ad andare in Australia per tentare di avere miglior fortuna? Cioè, al di là degli annunci, non è il caso di dire non facciamoci prendere in giro dicendo che bisogna tutti noi cambiare il sistema. La interrompo perché abbiamo collegato Umberto Bossi, dopo ritorniamo da lei. Vabbè. Pronto, buonasera senatore. Pronto? Mi sente? Pronto, buonasera, grazie di essere intervenuto alla nostra trasmissione. Senatore, le presento anche gli ospiti che abbiamo. C'è Raffaele Zanon di Fratelli d'Italia, Cesare Busetto di Indipendenza Veneta, l'onorevole Sergio Berlato, Paola Gois, l'onorevole che la conosce ovviamente, poi Paolo Tognon del Partito Democratico e il nostro editore, il professor Mano Casen, che organizza questa trasmissione e che qui da noi. La ringrazio di essere intervenuto e le faccio io la prima domanda, poi la faranno anche gli altri. Allora, lei lo sa cosa è successo in Veneto questa settimana, non è stato 24 della Serenissima per il motivo. La Lega si è avvicinata e li ha un po' anche difesi. Da che punto sta lei? Che sia antiquato, per portare nelle carceri, per portare nelle carceri non ci sono posto, al punto che a Roma hanno votato la svuota carcere. Mi sembra un'esagerazione. Bisogna essere, non so cosa hanno in mano i giudici, però. Ecco, senta senatore, è la Lega che si è avvicinata a questi Serenissimi, che li ha difesi in questi giorni? Beh, noi la Lega penso conosce abbastanza bene, diciamo, i trucchi
Bravo. Sappiamo che quando non gli fa comoda la democrazia è capace di fare qualsiasi cosa. Bravo. È vero, giusto? È giusto Beh, è giusto, è giustissimo questo, perché infatti questa magistratura che si muove così sembra, no, proprio al momento giusto, proprio nel momento in cui il Veneto chiede l'indipendenza. Sa perché? Prego, senatore. Senta, senatore. Hanno preso paura, hanno paura del referendum. Esatto. E quindi hanno tirato fuori la storia delle armi, Ma non è preoccupante, senatore, non è preoccupante, lasciamo pure il collegamento telefonico, lo dico alla regia, non è preoccupante, senatore, quello che sta succedendo o è da sottovalutare, volevano fare solo una cosa dimostrativa? È preoccupante, sì, è preoccupante. Insomma, una cosa sicuramente molto anche dimostrativo, perché hanno paura che la gente voti a favore dell'indipendenza e e quindi sperano di spaventare la gente. Questo sicuramente c'è anche questo nell'operazione che è stata fatta. Senta, senatore, non so se poi i nostri ospiti vogliono fare domande al senatore Bossi. E la Lega come sta andando? Prima abbiamo ricevuto le telefonate che ha perso molti voti, lei è stato il leader, è ancora il presidente. Come sta andando? Cos'è successo in questi anni all'interno della Lega, Umberto Bossi? All'interno della Lega che essendo troppo forte, praticamente abbiamo avuto una serie di attacchi che hanno danneggiato la Lega, questo è sicuro. Però tutto questo basicamente poi diciamo bene, visto dalla gente, la gente poi trova comunque sulla via per reagire rispetto al tentativo di Roma di tenere sotto il naso, questo è sicuro. Perché non è che se fermi la Lega o fermi la gente, io penso che difficilmente potrà dare risposte. Abbiamo fatto il federalismo fiscale, l'ho fatto, è passato in Parlamento, però non viene applicato. È un paese poco democratico. C'è una legge, ma la legge non viene applicata. È chiaro che la gente vede queste cose e reagisce, non si fida più del paese e trova altre vie per reagire. Quello che sta avvenendo fa parte secondo me di questa noia. Gente presa per il sedere da una classe politica idiota, centralista, si trova davanti un popolo che reagisce. Quello che sta avvenendo è questo. Ma senta, senatore, voi siete stati al governo, ne parlavamo prima con la Gois assieme a Forza Italia e a Berlusconi e al PDL, insomma. Perché non siete riusciti a fare come dicevate, insomma, la secessione, a fare l'autonomia nelle varie regioni del nord? Federalismo fiscale. Noi l'abbiamo fatto e poi è diventata legge, è stata votata, il federalismo è stato votato. Solo che l'hanno messo nel cassetto? È stato votato in Parlamento, è legge, però non viene applicato. E come mai non è stata applicata, senatore? Se è stata... Monti l'ha messo in un cassetto, federalismo, io il federalismo. Tanto facevo richiamo di questo, però io il federalismo. Senta,
Senta senatore, nel ringraziarlo ovviamente, Veneto, Lombardia e Piemonte adesso si riandrà a votare in quella regione, erano governate e sono governate da tutti esponenti della Lega. Stanno facendo secondo lei un buon lavoro nelle varie regioni, tranne ovviamente il Piemonte che c'è questo problema che si ritornerà a votare per dei problemi burocratici, oppure hanno governato, il Maroni sta governando male, in Lombardia Saia sta governando bene o male, in Veneto come stanno governando questi governatori? Ma mi auguro che per appunto proprio lo scatto di reni finale per finire quel che non ha ancora fatto. La Lega purtroppo deve dare esempi di capacità incredibile. Devo dire che oggi sono andato, mi faccio dire questo, sono andato a vedere un bel lavoro che stiamo facendo, collegamento dal Lago Maggiore a Milano attraverso i canali, praticamente che si fu in passato, poi tutti, e da lì il collegamento Milano-Venezia. Diciamo che oggi lo sono visto da più tratti di quel lavoro, e questo mi ha fatto capire che comunque anche i governatori della Lega lasceranno una traccia. Il problema non è se governano bene o male, il problema è che sono chiamati a fare delle cose straordinarie, a ridare la libertà ai loro popoli. Questo è molto più difficile, però dobbiamo essere capaci e alla fine saremo capaci. Cesare... con difficoltà, ma insomma cerchiamo di tenere il botto. Certo. Cesare Busetto vuole fare una domanda di Indipendenza Veneto. Prego Cesare. Sì, buonasera senatore, una domanda. Noi dopo i fatti che sono successi qui in Veneto, da qualche giorno stiamo pensando di organizzare una manifestazione di solidarietà a queste persone che sono state arrestate. Le chiedo, noi stiamo pensando di organizzare questa manifestazione senza simboli di partito ma solo con la bandiera, il vessillo di San Marco. Voi come Lega Nord sareste disponibili a partecipare ma solo con il simbolo del leone di San Marco, il leone marciano, quindi unificando tutti i movimenti indipendentisti con il solo vessillo di San Marco per dimostrare la solidarietà? Sì, noi la solidarietà lo dimostriamo anche domani a Verona. È chiaro che il problema è che cosa cambia se ci sono i simboli partiti o meno. Sarebbe bello nella nostra idea che ci fosse invece che più manifestazioni come noi avevamo pensato c'è un altro movimento che è quello di plebiscito che aveva ideata, anche loro avevano pensato un'altra manifestazione con dei loro simboli, che ci riunissimo tutti sotto la bandiera di San Marco. Ecco, questo ci piaceva. Va bene. Grazie. Questo va bene, però il problema va bene la bandiera di San Marco. Nel Lione personalmente mi ritrovavo, poi la Lega adesso anche un altro segretario, però io personalmente sotto il Leone di San Marco mi ci trovo bene. Grazie. L'importante è fare, l'importante è non fermarsi a chiacchierare, ma fare. Senatore, prima di salutarlo una domanda gliela faccio. Come vede il futuro dell'Italia con Renzi Presidente del Consiglio? Siamo ai soliti, tante chiacchiere e pochi fatti. Quindi non le soddisfa come Presidente? Non le soddisfa? C'è una cosa che ho visto, che si sta dimostrando che il centralismo di quanto non si aspettasse sta portando via le competenze concorrenti dalle regioni e li porta allo Stato, cioè le competenze che prima era sia dello Stato che delle regioni, e fa diventare solo lo Stato, quindi non è che si può sospettare molto. E quindi non è insomma contento, insomma, non è soddisfatto di questo Presidente del Consiglio? Per adesso no. Va bene, la ringrazio, grazie senatore di essere intervenuto alla nostra trasmissione. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie davvero. Io sono a Verona domani.
Domani a Verona. C'è anche lei, Gois, domani a Verona. Domani sono, sì. Arrivederci. Grazie senatore, grazie, siete venuti alla nostra Umberto, arrivederci. Ciao. Stavo chiudendo il pensiero sui fatti. Ho chiesto a tutti se volevate intervenire. No, adesso no. Prima della telefonata stavo chiedendo un ragionamento su Renzi, sui fatti concreti, visto che anche il senatore Bossi rimarca il fatto che tante chiacchiere e pochi fatti, no? Su alcuni fatti lui li ha preannunciati, Renzi, dicevamo prima, no? Al di là delle auto blu e quant'altro. Vabbè, che la legge elettorale a 90 anni che non si faceva. Sì, allora sta facendo la legge elettorale, intanto deve passare i due rami del Parlamento. Da ieri sono sparite quasi le province, qualcosina, dai. No, la legge sulle province va chiarito. Se ci facciamo prendere anche questa falsa riforma delle province, allora abbiamo capito qui è veramente il gioco delle tre carte. Anche quella delle province, anziché lui è intervenuto per dare un messaggio al popolo dicendo tagliamo un po' di posti dei politici, però non ha cambiato nulla per quanto riguarda un taglio necessario per quanto riguarda le spese. Noi abbiamo una spesa pubblica improduttiva in Italia che, se non viene tagliata drasticamente, non troverà una soluzione positiva al nostro paese, così come è indispensabile tagliare gli sprechi, è indispensabile tagliare gli sprechi. E quando lui ci dice a quelli che hanno già 1.500 euro con un posto di lavoro sicuro, dice diamo la dimostrazione che facciamo qualcosa di concreto. Perché poi va a tassare dal 20 al 26%, aumenta la tassazione nei risparmi che gli italiani hanno messo in banca, per dire no, e quindi su questo ti danno sui risparmi, sui fondi, tutte le rendite finanziarie vengono tassate aumentando dal 20 al 26%. Questi sono fatti. Allora, la dimostrazione l'abbiamo nella misura in cui continuiamo noi a fare enunciazioni di questa natura. I tre governi che sono succeduti, in particolar modo gli ultimi due, hanno la caratteristica che questi non sono stati votati dagli italiani, prima di tutto. Secondo, cosa fanno? Le manovre che fanno, la prima, una delle più gravi, fanno in modo che sia garantito dallo Stato la ricapitalizzazione delle banche con i soldi pubblici. Dopodiché fanno un'operazione che svendono la Banca d'Italia. Noi abbiamo la terza riserva aurea al mondo. Bene, la Banca d'Italia viene svenduta, una cosa vergognosa, tenendo ben presente che in questa fase noi continuiamo, anche la sinistra ha sempre avuto questa idea che le piccole e medie imprese o comunque i lavoratori autonomi sono solo degli evasori e non capiscono che per creare lavoro, reddito prima e lavoro, bisogna fare in modo da smetterla di succhiare il sangue alle nostre imprese con una tassazione che è diventata insopportabile. Io spesso dico attenzione, perché il contribuente, in particolar modo le piccole e medie imprese, che sono rappresentate come una mucca da latte, se vogliamo continuare a mungere quel latte per dare poi servizi a tutti i cittadini, non dobbiamo ammazzare la mucca da latte. La stanno ammazzando la mucca da latte e non ci sarà più latte per dare servizi minimi ai cittadini. Rimaniamo su questo, perché la risposta d'obbligo di Paolo Tugno, anche l'intervento di Raffaele Zano quando ha parlato delle province è partito. Sì, sono esploso perché si aggiunge... Un po' di pubblicità, Raffaele, perché un'ora e 10 non abbiamo ancora fatto pubblicità. Rimanete assolutamente con noi, e tra poco.